No, anche quest'anno è stata come gli altri anni, per noi è sempre lo stesso valore, ogni anno è bello vincere. È stato un campionato diverso perché con 11 squadre non ti puoi permettere passi falsi perché dopo è difficile recuperare. È stato un campionato avvincente, ci siamo divertiti e siamo contenti di essere arrivati primi e giusto così. No, no, il livello si è alzato indubbiamente. E quest'anno ci stanno delle squadre veramente attrezzate, la Roma, la Lazio, sempre Golbet, comunque sono state belle partite, tirate. No, no, il livello si è alzato indubbiamente. E forse i primi 2 anni era un po' più basso. Quest'anno e l'anno scorso c'erano delle squadre veramente, veramente forti. E questo l'ho già detto in un'intervista passata che ovviamente c'è un po' da pagamento, delle volte i ragazzi prendono le partite un po' sotto gamba, quindi quando vinci sempre, dove è normale, c'è un po' di calo mentale, quindi io, Maurizio e tutto lo staff cerchiamo un po' di tenere sempre la concentrazione alta, non è facile, eh, però, però alla fine anche quest'anno ce l'abbiamo fatta e buono così. Noi siamo un gruppo di giocatori forti, di ragazzi fantastici e non mi sento di dire che c'è stato qualcuno che ha spiccato rispetto agli altri. La nostra forza è il gruppo, siamo tanti, giriamo, ci sono dei giocatori magari sono venuti un po' di più perché hanno meno problemi logistici, altri un po' di meno, però alla fine anche quello che gioca 10 minuti è importante per la squadra e penso che questa sia la forza del Cotton da tanti anni a questa parte. Allora, sì, no, per quanto riguarda i playoff, partiamo tutti quasi diciamo alla pari perché, come dicevo prima, sia la Lazio, la Roma o le altre squadre comunque si sono posizionate terze, quarte, sono tutte ottime squadre, quindi a partita secca può succedere di tutto, quindi non penso ci sia una favorita rispetto alle altre. Per quanto riguarda il futuro non lo so, questa è una domanda che dovete fare a Maurizio, se Maurizio vuole continuare questa avventura io finché ce la faccio ci sono, qualche altro ragazzo sicuro ci sarà, quindi me lo auguro perché comunque io continuo a divertirmi e poi se si vince meglio ancora.